ma il Savona resta in zona offensiva con Buglio. La palla indietro a Mazzotti, ancora Buglio che trova uno spazio, il tocco in mezzo, Garin, e c'è il gol del Savona. Sfortunata deviazione di Biagini su tiro di Garin. Traversone di sinistro verso Perna, messo giù, tutto regolare, Bandiera riesce a mantenere il possesso di palla, a cercare Ferretti che in fuorigioco si ferma, Beccia in mezzo, Ferretti manca il tappine, poi Gallon, attenzione, la palla finisce in rete ed è gol convalidato. È Gallon a mettere dentro al 43esimo minuto. Comprensibile. Mentre Zanin prova a giocarsi un'altra carta, quella di Giuseppe Torromino. Adesso vedremo come si disporrà la squadra di Zanin, perché Torromino è un trequartista anche lui, sicuramente talentuoso ma meno punta di Ferretti. Attenzione adesso a Beccia. Torromino si libera, prova al destro ed è un Eurogol di Giuseppe Torromino. Ad un minuto dal suo ingresso in campo ha sfoderato un destro portentoso dai 25 metri, palla nel 7 alla sinistra di Simone Aresti. Gran gol di Torromino che porta in vantaggio il Treviso al 69esimo minuto. Treviso che ribalta quindi il risultato e si porta in vantaggio. Treviso 2, Savona 1. Davvero un Eurogol di Torromino, in realtà non è il primo che fa in carriera così. Torromino che ha trovato poco spazio in questo inizio di stagione, ma può essere sempre decisivo, e quindi mossa fortunata, dobbiamo dire, quella di Zanin di inserire Torromino. Sicuramente si alza il tasso tecnico della squadra e anche di imprevedibilità. Torromino si è letteralmente invantato questo gol del vantaggio.